Dalle 8:30 del mattino alle 19 tra allenamenti, partite, contest 1 contro 1, ma non solo, soprattutto un'esperienza per rinsaldare l'appartenenza alla squadra, l'amicizia e una nuova avventura per crescere. È stato tutto questo il quinto Camp Sirbones, organizzato dalla Pallacanestro Nuoro, 2 settimane dedicate al potenziamento tecnico dei giovanissimi atleti della squadra, ragazze e ragazzi dai 9 ai 15 anni. Ad affiancarli lo storico coach Sirbones Giuseppe Goddi, il team di allenatori della Pallacanestro Nuoro e 2 special guest, Dario Dessì nella prima settimana e Giuseppe Caboni, allenatore tra le altre squadre della Virtus Cagliari e attualmente assistant coach del Ragusa nella seconda. Abbiamo fatto 22 ore di parte tecnica e 9 ore di giochi, di partite e gare, 9 ore alla settimana. Hanno lavorato molto bene, abbiamo lavorato su molte parti tecniche e i ragazzini sono divertiti. Siamo molto contenti e hanno partecipato in totale 120 ragazzi. Si è rivelata un'esperienza indimenticabile, un'esperienza fatta con uno staff tecnico di ragazzi nuoresi, tutti entusiasti e preparatissimi e di giovani veramente bravi, ricchi di entusiasmo e con un sacco di qualità tecniche e di abilità. E ieri a sorpresa un ospite molto speciale, Brian Sacchetti, 7 anni alla Dinamo Sassari, nel palmarès un campionato italiano, 2 Coppe Italia, 20 presenze in nazionale. È un piacere essere ritornato a Nuoro e sono contento di essere venuto qua oggi a far visita ai nostri amici Sirbones. I ragazzi sono super entusiasti ed è un piacere ritornare con tanti ragazzi a rispondere a delle domande e a giocare con loro.